canzone tornano il cono di luce e a consegnarlo chiamo Ivan Cotroneo, romanziere, sceneggiatore, tra l'altro sceneggiatore, l'ultimo lavoro di Maria Sole Tognazzi, no? Il cui libretto è? Ivan Cotroneo, anche elegantone oltre che sceneggiatore. Grazie. Come si chiama il film? Vi conoscete, no? Sì, ci conosciamo. Ecco, come si chiama il film di Maria Sole che... Si chiama L'uomo che ama. Ma l'hai scritto da solo? Scritto con Maria Sole? Sì, no, dico voi due... Sì, sono io con Maria Sole. Sono curiosissima. E Favino l'uomo che ama? Favino è l'uomo che ama. Molto bene. Allora... E Xenia Rambo e Monica Petrucci sono le donne che amano. Siamo curiosi di questo film, Sole è molto contento. Sono molto curioso. Mi ho detto voi perché... Conosco lo vero, colpo di scena, Carranda che soffre. No, aspetta, non lo so. Carranda perché tu hai scritto una serie televisiva, si chiama Questo è amore. Sta girando adesso. Riccardo Milani. Riccardo Milani, canzone di incazzi, quel becca la mia moglie, no? Ascolti. Mi ha scritto. Mi fa incazzi, vai. Ha detto anche il piano solo, Riccardo Milani. E Riccardo sta girando questa serie televisiva lunga che si chiama Questo amore con un cast. In quel caso c'è Luca. Com'è la sceneggiatura? Un disastro, devo cambiare fare tutto con gli attori. Di solito dicono così gli attori. Io me le scrivo lì per lì prima di entrare in scena, poi io diciamo così, vabbè. C'è Luca, c'è Stefania Rocca, Fondatori, Marco Remi, Sole Frizzi, Irene Ferri, Piero Esposti e tanto tutti scontenti della sceneggiatura. Tutti, non è vero, sono tutti molto contenti, è una serie nuova, diversa, perché insomma, perché dobbiamo sempre evitare dall'America le serie, quelle un po' più, ma senza. Non lo so. Infatti lo vedremo, no? Non è attento. No, è vero, però fanno casalinghe disperate, frizzicate, dobbiamo evitare una serie favolose che tutti dopo si vogliono cioè, facciamole anche noi. Diverse. Vero? Vabbè, non sono applauso, tu li avete morto. Posso dire una cosa di questa serie? Quando lui l'ho chiamato perché mi hanno presentato questo progetto, ho fatto un incontro a Riccardo Milani, l'ho chiamato perché ho letto 3 copioni, lui mi ha fatto ma sei sicuro perché non c'è nessuno in coma, non c'è nessuna categoria tipo i pompieri, carabinieri, poliziotti, ma andrà bene in Italia e secondo me è meraviglioso, quindi un applauso a Italia, è meraviglioso. Secondo me perché poi se no sarà la quinta puntata con un coma se lo mettono. Prego, allora, io ti prendo il discorso. L'altro anno abbiamo presentato... Vincitore è Shrek 3. Ah, lo sapevo! Quando ha fatto la spia. No! È il ciuchino. Allora, ritira il premio. Scusate che non ci vedo, Egidio Pizzatelli, amministratore delegato di Paramount Home Entertainment. Volevo dire intanto questa lei, che una serie è stato molto più bravo di me l'anno scorso. Non ho fatto qualunque cosa per non risalire su questo palco. Devo pagare. No, mi hanno offerto, io ho chiesto di L'altro presentavo un Cotroneo, quest'anno con Presenza. Sì, ma per non risalire. Buonasera, stiamo parlando un po' di affari nostri. Tutto bene? Complimenti! Allora, Shrek 3. Il ciuchino, ha visto? Il ciuchino qua? Ah, eccolo il scopolo. Sentivo un peso. Guarda, glielo consegno io. Grazie. Paramount. Grazie mille. Qualcosa? Ma io credo che sia un riconoscimento importante per un personaggio che ormai è entrato nel cuore dei giovani e dei più giovani. Quindi, Perché guarda me? visto che là non si vede niente, guardo lei. Portato i meno giovani e no. A me piace moltissimo. Fa piacere. Ecco, non so di che categoria sono, comunque complimenti. Grazie perché mille. è veramente adorato. Lui ha tutta la memoria, quindi. E c'è anche. No. C'è anche una certa somiglianza. Volevamo dire questa cosa cattiva. Tante volte serve il doppiaggio del ciuchino, eccetera, no. Ciuchino magari. Li conosco, sono un po' lagnoso per esempio negli spostamenti, che sempre quando arriviamo, eccetera, c'è questo C'è un gioco. po' carattere ciuchino, però è Un po', sì. allora, grazie per i fotografi, grazie a Ivan Cotroneo, grazie. Intanto volevo dire che Ivan Cotroneo fa anche parte della giuria Talent. Sì, che dobbiamo ancora menzionare perché le giurie diciamo un po' per volta. Il regista Ferzan Ozpetek è il presidente,
Vai, Claudio. Allora, poi ne fanno parte i registi Daniele Lucchetti e Maria Sole Tognazzi che abbiamo visto, gli attori Laura Bova, Cristiana Capotondi, Luca Argentero, Carolina Crescentini e Laura Chiatti. E questa è la giuria, vedo che c'è stato un entusiasmo a sapere questi nomi. Sì, mancano solo 4 premi. però comunque dovete anche a loro i premi che state ritirando. No, volevo dare un segno di speranza, la luce mancano 4 premi. Mancano 4 premi. Adesso è il momento del miglior DVD cofanetto. Sì. Va bene, consegna il premio Luca Galvani. Se lo porta da solo, lo apre, lo legge, lo apre e lo legge. Ti ringraziamo, però Questo è il miglior questo è il tuo DVD. momento vero. Certo. Vabbè, questo è così. Abbraccio, il teatro si fa così. Allora, il miglior DVD cofanetto edizione speciale a Il Sorpasso. Allora, il sorpasso Cofanetto, il sorpasso. Chi non lo vuole come regalo? Io non l'ho avuto. Però per dire, se dovesse capitare. se dovesse capitare, chi non lo vuole come regalo, se non anche il compleanno, manco probabilmente, manco il cofanetto il sorpasso. Cioè, l'avete avuto. Non voglio fare polemiche, ma Allora, ecco, guardate che meraviglia. Siamo incantati. Ora, Sorpresa. Allora, ritira il premio il regista Claudio Risi, figlio del grande Risi. grande piacere. Grande piacere. Piacere. Anche per me, veramente. Tutte le sere. Mi dispiace che siamo in onda molto tardi. Mai ieri sera. Che ho fatto? Che in televisione ieri sera che l'ho visto. Perché hai visto su Rai Star Texas, forse? No, Che televisione c'hai? Blu-ray? Hai già Blu-ray? ma mangio non ho visto delle salve, però. Sa che sei andato Blu-rayzato, sai? Perché Ma pure mi vedi non mi vedi sempre sono contenta. Vedi pure stasera, visto? Scusa, un momento. Certo, Però noi Lasciamo Ah, c'è un aneddoto bellissimo. No, no, ma non è il momento dell'aneddoto di No, è una verifica, che soltanto lei mi può dire poi se è giusto o meno. Allora, tanti anni fa, Gianluigi Trantignan, che abbiamo visto nella Li sa tutte lui, no? che è il protagonista straordinario insieme a Vittorio Gassman, mi raccontò che lui in realtà non era stato la prima scelta per quel ruolo, che il ruolo Non era stato... non è importante. No, guarda, se pensa che non sia vero, mi smentisce, però insomma questa è la versione che ho avuto da Trantignan. Il ruolo era stato assegnato a Jacques Perrin, che era fresco del successo della ragazza con la valigia. Allora, mentre Jacques Perrin era ancora occupato in Francia, non so cosa, affari suoi, furono girate delle inquadrature della macchina con 2 controfigure, passaggi, campi lunghi. Poi a un certo punto Jacques Perrin il film per qualche ragione non lo fece più. Allora la produzione aveva bisogno di un francese per motivi di coproduzione, cercò un attore che potesse somigliare alla controfigura che avevano utilizzato e pare che Trantignan fosse molto somigliante. No, questo non è proprio così, perché hanno girato le scene tutte di spalle la prima settimana ed erano Vittorio Gassman alla guida e papà che faceva la traiettoria. Allora Trantignan somigliava a papà. No, non c'entrava niente, però erano 2 di spalle e poi dopo la settimana è arrivato a Trantignan e ha fatto il film. Una volta tanto. Allora, purtroppo la leggenda è sempre più bella della realtà. Domani dobbiamo farlo, Mario. Chiediamo al papà un abbraccio da parte nostra che lo adoriamo proprio, anche per il suo spirito caro. Vi ringrazio a tutti. Grazie. Abbiamo consegnato, grazie, grande piacere. Allora, Oggi lo vuoi